settimana scorsa foto del tentato. Eccoci qua, eccoci che siamo rientrati in studio. Allora, cogliamo anche l'occasione per mostrarvi la nostra indagine conoscitiva. Ricordiamo che potete votare sulle nostre pagine Facebook, quella della nostra trasmissione, TV7 Match, quella del gruppo TV7 di iReporter. Allora, per il momento dunque è ancora attuale il matrimonio per il 60% dei nostri amici Facebook che hanno voluto votare è ancora attuale, per un 40% invece non lo è più. Allora, il pubblico di Facebook è abbastanza giovane. Sì, insomma, quindi vuol dire che c'è ancora comunque che qualcuno crede nell'istituzione del matrimonio, però nel 1974, il 12 maggio del 1974, gli italiani furono chiamati a votare per un referendum abrogativo della legge sul divorzio. Erano altri tempi, erano probabilmente anche altre situazioni, però anche l'ultimo referendum ha mostrato che gli italiani vanno a votare. In quel caso andò a votare l'87,72% degli aventi diritto, 33 milioni di voti su 37 milioni di cittadini che avevano diritto. Vinse il no, quindi dunque il divorzio c'è ancora, come ben sappiamo. Ha vinto ancora il no. Con il 59,3% dei voti. Allora noi lo ricordiamo, il referendum, con due brani di due spot elettorali, diciamo, di allora, referendari. Guardiamo. Che bravi. Sentite, io ho visto che qui a Sotto il Monte ci sono fuori i manifesti per la campagna del referendum del 12 maggio. Anche qui dunque ferve la lotta elettorale. Voi cosa ne pensate del problema del divorzio? Che domanda è questa? È naturale che noi votiamo contro il divorzio. È interessante sentire questo. Cos'è che ne avrebbe detto Papa Giovanni secondo voi di questo problema qui? Senz'altro ci avrebbe sofferto lui che ci teneva tanto alla famiglia, tanto che nel concilio l'ha definito una grande piaga. E lei cosa ne pensa? Come voterà lei? Guarda, noi il 12 maggio voteremo in sì per difendere i nostri figli e la famiglia. Scusi, signor Manfredi, lei è per l'abolizione? Lei è del fumo, magari. No, dicevo, lei è per l'abolizione del divorzio? Scusi, ma ci sono tante cose brutte da abolire, vogliamo abolire proprio l'unica buona, il divorzio. Lei è da 20 anni un marito e un padre felice. Soprattutto responsabile. Allora perché è favorevole al divorzio? Perché io sono per l'indissolubilità del matrimonio riuscito e non del matrimonio fallito. Perché è meglio il divorzio delle corna quotidiane, delle botte con l'intervento dei vicini, delle pistolettate, delle coltellate, dell'arsenico nei cannolini, senza parlare delle conseguenze che tutto questo provoca sui figli. Ecco, allora avete chiaramente riconosciuto il personaggio. In questa campagna referendaria furono coinvolti proprio in questi spot anche altri attori, da Gigi Proietti anche a Gianni Morandi ad esempio. Allora, referendum che era proposto dalla Democrazia Cristiana e dal Movimento Sociale Italiano. Allora, Marina Buffoni, a distanza di tutti questi anni dal divorzio, oggi lei voterebbe sì o no? Voterei chiaramente e convintamente sì. Quindi contro il divorzio? Contro il divorzio, perché se questi sono i risultati che oggi viviamo, dove c'è stata una disgregazione verticale dei valori che è partita proprio dal divorzio per passare per l'aborto, oggi addirittura ci troviamo con una legge che accorcia e abbrevia i tempi del divorzio, senza nemmeno pensare, perché questa è la cosa che mi dispiace, senza nemmeno pensare che ci sono anche dei figli che di questo ne soffrono. Quindi avere nel 2015 un Parlamento che ha votato per la diminuzione dei tempi di separazione da 12 mesi, mi sembra da 12 mesi a 6 mesi, e senza nemmeno contare che ci fossero figli o meno, ecco, credo che questa sia un brutto risultato che parte insomma da lontano, ma appunto senza fare dietrologie. Penso invece che la tutela debba essere propria per i minori, quindi per i figli, e il fatto di non aver fatto la distinzione in questa nuova legge se all'interno del matrimonio c'erano dei figli oppure no, lo trovo un fatto gravissimo, ma un fatto che insomma è una scia, un percorso che va proprio verso la disgregazione totale
fondamentale dei valori, in primis della famiglia. Non a caso l'anno scorso una maggioranza di centrosinistra ha portato l'Italia a equiparare praticamente le unioni omosessuali con quelle eterosessuali, e su questo volevo, dove la famiglia praticamente non esiste. Volevo fare intervenire Jessica Rostellato, perché le unioni civili che tanto hanno acceso il dibattito in Italia di fatto non hanno raccolto quel consenso che gli stessi promotori, diciamo, forse in cui confidavano gli stessi promotori. No? In realtà non erano state fatte veramente delle stime oppure si voleva raggiungere un determinato risultato numerico, era una questione di principio, era una battaglia che era durata molti anni. Io ne ho sentito parlare penso per tutta la vita praticamente di questo desiderio anche delle coppie omosessuali di potersi unire comunque in matrimonio. Io ritengo che comunque dare dei diritti in più sia sempre una cosa positiva. Poi è evidente che non tutti necessariamente vogliano usufruirne, così come per il matrimonio ci sono persone che decidono di sposarsi, altre che decidono di convivere, ugualmente anche per le coppie omosessuali non è detto che tutte decidano di unirsi in una relazione comunque, cioè di fare un contratto poi alla fine, perché è un vero e proprio contratto. È un istituto, il matrimonio è un istituto prima di un contratto. Sì, ho capito, però nel caso, vedi la differenza, scusi, non volevo è un'istituzione. Se io credo nel matrimonio per esempio religioso, sono due cose molto diverse ovviamente. Per quanto riguarda le unioni omosessuali ovviamente non stiamo parlando di un'istituzione religiosa evidentemente, e quindi si tratta di due cose comunque ovviamente diverse. Io non credo che dobbiamo stare qui adesso a contare quanti matrimoni ci sono, quante unioni civili abbiamo avuto in questi anni. Io credo che sia stata una scelta comunque corretta, perché abbiamo dato la possibilità delle persone di scegliere della propria vita, e questo è sempre una cosa. C'è un costo comunque per la collettività, perché stiamo parlando di unioni omosessuali dove il partner ha diritto per esempio alla pensione di reversibilità, quindi è un costo e questi sono stati ed equiparare la vera famiglia, quella con la S maiuscola, che può procreare chiaramente è molto diversa da una famiglia dove non può procreare, dove non può facciamo parlare procreare. tutte Io non l'ho fermata, non l'ho interrotta, quindi per cortesia. Professor Casen, abbiamo discusso parecchio in questo studio proprio di questi temi durante la campagna. Allora, le leggi si fanno per creare dei limiti oltre i quali non bisogna andare, oltre i quali ci sono degli ostacoli, si pongono dei limiti apposta. Se i cittadini ragionassero soltanto per leggi, sarebbero degli automi. La legge è abbastanza arida, e poi più complessa è la legge, più la legge cerca di spiegare tutto, più invece è mal interpretabile. La legge deve essere molto secca, molto lineare e dire delle cose particolari, ma non dice tutto. Quello che conta è la cultura. La legge deve supportare una cultura di massa, cioè la gente deve avere la convinzione che il matrimonio è un'operazione valida, perché ha dato la possibilità di creare il nucleo familiare, che deve essere, diciamo, in qualche maniera coeso, autosufficiente e capace di avere dei figli, di poterli indirizzare nella maniera giusta, eccetera. È chiaro che il divorzio è un incidente di percorso da evitare il più possibile. Se noi pensiamo al divorzio come un momento di libertà, è un suicidio e non serve. La legge, così nell'intenzione di chi l'aveva proposta, era di poter rimettere in discussione quelle coppie che in qualche maniera non erano riuscite a capire vicendevolmente le loro capacità. Poi questa cultura, il matrimonio non è che è indissolubile e pertanto bisogna stare legati insieme, o due vogliono stare insieme, stanno insieme, perché poi c'è il momento buono dove tutti vanno d'accordo, c'è il momento invece che non si va d'accordo, ma comunque insieme si supera il momento in cui non si va d'accordo. Allora questa è una coppia matura, diciamo, non per anzianità ma per capacità di intendere e di volere. Oppure c'è questa sorta di rito ormai millenario: ci sposiamo ma tanto sappiamo che poi non andremo
insieme potremmo anche cambiare strada. Quindi partire con idee di questo genere consiglierei ai giovani di neanche incominciare a pensare al matrimonio, salvo non pensare al matrimonio come un business, e qui è un altro discorso, ma certo, ci allunga la vita. Lo allarghiamo ancora di più. Certo. Ecco, quindi importante del divorzio è una necessità da utilizzare in casi estremi. Se diventa normalità, vuol dire che i figli che nascono e che crescono sotto questa cultura impareranno a fare le stesse cose e arriveremo al punto dove la società comincerà a disfarsi e non avremo più un punto di riferimento fondamentale anche economico e politico-sociale che è stata la famiglia. Certo, volevo sentire anche l'opinione degli altri due ospiti, Marangon e Salviato. Iniziamo da Marangon. Se dovesse votare oggi, lei voterebbe no o sì? Sarei in forte imbarazzo, perché quando avvenne nel 74, 1974, la legge del 70. Non ho fatto in tempo a votare perché il voto ai diciottenni è stato dato per le elezioni comunali e le amministrative del 75, quindi non ho fatto in tempo a votare. E quindi ma oggi, se fosse oggi? No, e quindi non si saprà mai. Non si saprà mai. Però certo che è un esercizio che dice ora per allora. Però il professore ha detto delle cose, cioè adesso pensare che dal punto di vista civilistico il matrimonio possa diventare indissolubile perché i fondamenti religiosi dicono che non ti devi divorziare è una cosa che non ha né capo né coda, nel senso che è un diritto civile se non si vuole posa come diritto canonico e non divorzierà mai. Dal punto di vista civilistico imporre a chi religioso non è la trasformazione del matrimonio in indissolubilità, insomma, mi sembra estremamente non improbabile, estremamente vessatorio. Però il divorzio c'era anche canonico, non si chiamava divorzio, si chiamava... Professore, lei è uomo di intelligenza, lasciamo stare. C'era la Sacra Rota, c'era lo scioglimento in modo... non era mai avvenuto. Le metodologie con le quali, secondo me, quello è stato l'elemento più uno degli elementi deleteri sulla campagna elettorale. Perché c'è l'annullamento della Sacra Rota? Perché io ricordo, anche se ero un ragazzino, ricordo il dileggio su alcuni scioglimenti del matrimonio avvenuti attraverso la Sacra Rota, di coppie notoriamente famose che hanno ottenuto fu la gerarchia ecclesiastica che obbligò la DC a fare una campagna elettorale così aggressiva, perché Fanfani, con il carattere che lo contraddistinse, fece una campagna, ma tutti gli altri leader dicevano: guardate che insomma non è il caso di buttare de sora anche i pezzi da 90, però insomma, la gerarchia ecclesiastica disse: impegnatevi. Salviato, a lei l'ultima parola, dopo passiamo alla questione all'Italia. Ci sono dei dati chiari. No, io credo che ci sia da distinguere l'aspetto anche di cattolico. Io sono un cattolico credente, convinto sull'istituto del matrimonio da questo punto di vista, e tra l'altro ho anche 3 figli e quindi credo che questo sia un aspetto positivo. Però quello che io prendo in considerazione è il fatto che in questi ultimi 30 anni in modo particolare c'è stato un processo di sgretolamento di questa nostra realtà. Cioè noi 30 anni fa eravamo una realtà contadina, soprattutto nella nostra regione, dove anche valori come la solidarietà, la condivisione
la parola stessa avevano un significato. Oggi i ragazzi non si sposano più, cioè questa è una realtà, per motivi anche economici, per tutta una serie di ragioni. Tutta una serie di problematiche, certo, quindi certo. effettivamente quindi questo processo di cambiamento è un dato di fatto, quindi viene lasciato a mio avviso alla libera, c'è l'opportunità, quindi dal punto di vista giuridico lo Stato ha preso atto di questa situazione e poi sta alla coscienza di ogni singolo cittadino decidere di sposarsi o meno, quindi la vedo come un'opportunità in questo momento. Purtroppo da un certo punto di vista va registrato, anche se il dato dà una maggioranza, che i ragazzi, i giovani, per questioni economiche, per questioni sociali, per N ragioni, non si sposano più. Certo, e comunque c'è guarda, è anche in crescita, tra l'altro il dato lo stanno indicando, diciamo, e c'è una crescita ancora dei consensi per il matrimonio. C'è da dire che oggi, tra virgolette, si è abituati meglio, cioè quando uno si sposa deve fare il pranzo, deve avere la casa, la macchina. Una volta ci si sposava molto spesso anche in casa, come è stato il caso dei miei genitori, quindi abitavi assieme agli altri, avevi una stanza e ti accontentavi di molto meno. Altri tempi e altre situazioni. All'Italia, il caso All'Italia, ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa, una questione che c'è poco da fare, resta un po' sul gozo di tutti gli italiani. C'è questo prestito ponte di 600 milioni di euro, la prima tranche è già arrivata, da 220 se non sbaglio. Sentiamo cosa dice il ministro Calenda nell'annunciare appunto la disponibilità, e ci dà anche un po' qualche dato sulla compagnia, una volta compagnia di bandiera. Eccolo qua. Avete visto, abbiamo proceduto oggi, a seguito della richiesta dell'Assemblea, ad ammetterla alla procedura, a nominare i commissari e a garantire un prestito ponte di 600 milioni di euro con una durata di 6 mesi, che erano esattamente i termini di cui avevamo parlato già nel corso delle scorse settimane. Questa scelta è motivata dal fatto, come ha detto già il Presidente del Consiglio, forse vale la pena dare qualche dato in più, che mettere gli aerei a terra, il cosiddetto grounding, avrebbe impatti violentissimi da molti punti di vista. Oggi l'Italia ha 4,9 milioni di prenotazioni in piedi, trasporta 2 milioni di viaggiatori al mese, lasciando anche per un attimo perdere, e non possiamo lasciar perdere, le conseguenze per i lavoratori. È chiaro che si sarebbe verificata una disconnessione del territorio italiano, nonché un danno di immagine gigantesco, pensate ai turisti dall'estero, tale per cui questo costo sarebbe stato molto superiore a quello che oggi ci troviamo ad affrontare. Il mandato ai commissari è molto chiaro: nel giro di breve tempo devono aprire alle manifestazioni di interesse da parte di potenziali acquirenti potenzialmente interessati, con l'obiettivo di arrivare ad avere da un lato soprattutto servizi, rotte, personale, diciamo così, in un regime il più possibile di garanzia, e dall'altro far spendere il meno possibile i soldi pubblici. Noi riteniamo che questi 600 milioni siano davvero, diciamo, il massimo che si possa oggi prevedere e fare. Ecco, il massimo, però c'è un punto interrogativo: bastano questi 600 milioni di euro a traghettare l'Alitalia fino al momento della vendita, Rostellato? Cosa dice? Allora, questo, tra l'altro, il ministro Calenda è stato in Commissione Attività Produttive proprio questa settimana in audizione, è stato molto chiaro appunto sulla questione Alitalia, dicendo in maniera molto chiara che c'è stata una mala gestione, quindi, e ha detto appunto che ha chiesto anche già una relazione ai commissari che dovrà essere fornita anche su cosa è avvenuto nel periodo in cui c'è stata la gestione Etihad, e quindi insomma mi pare evidente insomma che Calenda voglia fare chiarezza comunque sulla situazione. I tempi sono i 6 mesi previsti tra l'altro dalla normativa europea, quindi non è una cosa decisa dal governo, ma, certo, ma è il procedimento normale che si applica durante l'amministrazione straordinaria. Purtroppo siamo arrivati a questo punto. Calenda è stato chiaro: si poteva spendere meno se quell'accordo che era stato fatto con i sindacati fosse stato portato a termine.
Purtroppo si è voluto andare a referendum e sappiamo purtroppo com'è andata. Mi pare che anche la segretaria della CISL forse l'altro ieri si è espressa dicendo forse abbiamo sbagliato. In quel caso i soldi sarebbero stati anche meno, i soldi messi dallo Stato, perché in quel caso ci sarebbe stata una ristrutturazione aziendale, si sarebbe parlato di 200-300 milioni, quindi la metà. Perché Calenda ha detto gli italiani hanno già dato molto per Alitalia e giustamente insomma diciamo forse diciamo, abbiamo già dato a sufficienza per questa azienda, per cui 6 mesi lui ha incaricato i commissari di agire nel più breve tempo possibile, quindi già nei primi 15 giorni di cominciare ad aprire alle offerte, quindi nel giro di un mese si vuole cominciare già a raccogliere le offerte. Si parla anche di un altro referendum su una proposta di cui non si sa nulla di Renzi. Sì. Esatto. Sa qualcosa lei? No, io non so niente di specifico, però ho saputo appunto che c'è questo desiderio di tornare infatti indietro, rendendosi conto che probabilmente è stato un errore probabilmente andare in amministrazione straordinaria, perché ovviamente una ristrutturazione aziendale avrebbe permesso di gestire anche i posti di lavoro e l'azienda in maniera decisamente diversa. Si auspica che per ottobre la questione venga chiusa con una vendita, si spera, trovando la soluzione migliore per tutti, quindi evitando... Quindi è per il discorso degli esuberi e quindi che sì, è evidente che qualche taglio dovrà essere fatto, ovviamente, e questo è stato detto dal governo, non possono essere solo tagli al personale, perché non è solo una questione di personale, c'è proprio una questione magari della adesso gestione... poi ne parliamo anche di quelli che sono i costi. Sagliato, lei aveva qualche proposta per l'Italia? Sì, qui bisogna essere estremamente chiari, perché possiamo prendere il caso all'Italia, ma ci sono centinaia di casi, magari minori rispetto all'Italia, che hanno delle conseguenze di questo tipo. Ora, velocemente ripercorriamo alcuni passaggi fondamentali. Intanto, diciamo, i cittadini hanno già impegnato, hanno già speso 7 miliardi e mezzo, sono stati bruciati, diciamo, in 30 anni. No, 30 anni, in questi ultimi 15 anni, soprattutto io parto da quando Prodi aveva comunque fatto un accordo con Air France, che a mio avviso sarebbe stato un buon accordo, perché comunque si portavano a casa i debiti e si riusciva in qualche maniera a portare a casa un buon risultato. È andato al governo Berlusconi, ha chiamato il gruppetto degli amici, e qui introduciamo un piccolo discorso, i quali non hanno messo un euro, sono stati tutti, Marcegaglia, Montezemolo e compagni, finanziati dalle banche, ok, quindi, e hanno capitalizzato, tra l'altro con un contratto a termine, cioè loro hanno finanziato, loro hanno capitalizzato con i soldi che gli sono stati prestati dalle banche, quindi qui poi c'è un altro capitolo delle banche, dicendo io acquisto delle azioni oggi, le rivendo già ad un prezzo determinato oggi, fra 5 anni, non ci perdo, anzi ci guadagno, io imprenditore. Quindi ci hanno messo solo il nome, il marchio, e questa è stata l'operazione che è stata fatta con Berlusconi per salvare la bandiera. Sono i capitani coraggiosi. I capitani coraggiosi un cavolo, perché qualsiasi cittadino avrebbe fatto questo, che si sono portati a casa dei ricavi, e gli italiani hanno pagato 7 miliardi e mezzo. Ha vinto le elezioni Berlusconi? Ha vinto le elezioni anche per questo, per carità, in quel passaggio lì. Però andiamo avanti sulla gestione appunto dell'Alitalia. Allora, la questione riguarda in generale sia l'aspetto dei manager sia l'aspetto del consiglio di amministrazione. Allora, se governo di destra o governo di sinistra o governo di centro, o comunque chi governa sostanzialmente individua una classe di amministratori, di imprenditori, che sono sempre quelli che sostanzialmente si fanno girare, ok? Non si risolve niente in questo paese. Parlavamo dei dirigenti della pubblica, dirigenti generali della pubblica amministrazione, anche qui un altro capitolo, se vuoi ne possiamo approfondire, ma se i vari Montezemolo, Marcegaglia, eccetera, eccetera, si fanno il giro dei consigli di amministrazione, e che ci sia un governo di centrodestra e che ci sia un governo di sinistra, le persone sono queste, non si va
a risolvere il problema. Allora, lo vogliamo? La domanda è: lo vogliamo risolvere questo problema? La risposta che io do, anche come fondatore e presidente di una banca etica, di una banca pulita, e anche presidente della Federazione delle Banche Etiche, ne ho viste tante, che è possibile fare questo in due modi, quindi con due mosse. Da una parte si prendono in considerazione, tra l'altro questa è un'indicazione al governo, i fondi pensione, che sono 30 miliardi in questo momento, stanno crescendo, dei lavoratori. Io ho promosso l'incontro con i fondi pensione dei lavoratori canadesi con quelli italiani. I lavoratori canadesi destinano i fondi pensione, tra l'altro la legge lo prevede, l'istituzione dei fondi pensione, che vengono gestiti in modo socialmente responsabile, cosa che non avviene, in questo momento i fondi pensione italiani, anche qui bisognerebbe aprire un altro capitolo. Comunque, a fronte di un business plan, di un progetto di ristrutturazione adeguato e strutturato, ci potrebbero essere degli investitori, il 5-10% evidentemente, di quello che può essere la massa dei 30 miliardi, adesso dico una cifra, può essere investito su questo ma anche su altri casi. In Canada lo fanno, negli Stati Uniti lo fanno, non vedo perché non si possa fare in Italia, ma evidentemente la differenza lo fanno le persone, cioè i manager e i dirigenti del Consiglio di amministrazione non possono essere sempre quelli in tutte le aziende e gli amministratori. Allora questo è un invito che faccio a tutti quanti quelli che si occupano di politica: o vogliamo risolvere questo problema in Italia di prendere questa classe di 150 amministratori, imprenditori, questi nomi che sono sempre che girano sempre intorno. Faccio un solo esempio: in Parlamento ci sono, adesso qui andiamo sulla classe dei dirigenti pubblici, tra Parlamento e Senato ci sono una decina di pubblici amministratori, e il governo Renzi all'epoca aveva individuato, appunto, perché poi le leggi vengono fatte ma chi le deve applicare alla pubblica amministrazione, questa decina di amministratori quello che è riuscito a fare è turnarli, girarli, non si sono cambiati. Quindi allora dobbiamo metterci in testa che bisogna, e dall'altra parte una classe politica pulita, scusate, di imprenditori e di amministratori c'è. Quindi io le soluzioni dico ci sono, dico che le soluzioni ci sono ma non vengono applicate, punto. E quindi il cittadino continua a pagare questi 600 milioni, lo scommetto, sono già buttati via, non buttati torneranno nel cesso, indietro, punto. Non servono a niente perché non c'è un piano e non ci sarà un piano adeguato, questo è il problema. Certo. Sentiamo come ha commentato Luca Cordero di Montezemolo in un'intervista televisiva. Ascoltiamolo, poi lo commentiamo, no? Sentiamo. Sono successe fondamentalmente due cose. La prima, obiettivamente, degli errori da parte di Etihad, 3 errori. Primo, in quel momento, alla vigilia del fallimento, non aver preteso dal governo e del sindacato un forte intervento per finalmente prendere il toro per le corna. 2, aver inviato in Italia dei dirigenti di primo livello, alcuni dei quali inadeguati e soprattutto che non conoscevano il paese. Oggi noi vediamo che ci sono degli aeroporti, città come Venezia, Bologna, Catania, fondamentali su cui l'Italia non c'è. E il terzo errore, che secondo me forse è il più grave, è quello di non essersi resi conto che il problema d'Italia non è solo un problema economico. Se arrivasse Paperon dei Paperoni con miliardi non cambierebbe la situazione solo se non si modifica il modello di business. I 2 errori sono: uno da parte di Etihad, errore di managerialità per certi aspetti, anche se hanno fatto cose buone, e l'altro, il giorno dopo l'accordo con Etihad, da parte del governo si è detto il problema di Alitalia non c'è più, e non si è affrontato, secondo me, in termini un po' strategici, il tema del trasporto aereo, perché da una parte tu hai Alitalia, c'hai le low cost per le tratte minori, e quindi non si è veramente affrontato questo tema. Le banche, l'altra cosa anomala, che l'Alitalia è posseduta al 51% da delle banche, un'azienda industriale di servizi non può essere nelle mani delle banche, ai quali si deve molto dei sacrifici.
Sì, comunque questo il Presidente era lui, cioè, sta pensando la stessa cosa. Sta parlando il Presidente. Ma guardate è incommentabile. Appunto, noi lo proponiamo proprio per questo, no? Esatto, ma a parte che è incommentabile scusi. No, prego. No, dicevo, è incommentabile davvero queste dichiarazioni di Montezemolo, peraltro io non lo stimo per nulla, però prima mentre stavate parlando mi sono ricordata di quel tweet che fece un certo Renzi 2 anni fa, dove diceva all'Italia è di nuovo in pista, vola all'Italia, viva l'Italia, certo, viva l'Italia. Allora credo che sia stata questa superficialità, l'incompetenza dei soliti manager che si girano da un ente all'altro. Penso che invece l'Italia potrebbe esprimere con la meritocrazia dei veri manager che possano evitare lo spezzettamento che stiamo facendo del patrimonio italiano, perché all'Italia compagnia di bandiera era una delle più forti in assoluto in Europa, cioè stiamo svendendo a pezzetti il patrimonio italiano. Professor Casen, c'è un problema, ad esempio, prima si parlava di risparmi, cosa del genere, ad esempio il petrolio, il carburante, lo paghiamo un 20% in più per un no, di più. Qua 70 contro 40 dollari al barile. Sì. Per un accordo che perché il discorso è molto semplice, quello che allora il petrolio non si compra come compriamo noi, si va al distributore e si paga al momento. Queste compagnie per proteggersi si proteggono, dicono per il prossimo anno io compro tot barili di carburante per gli aerei perché blocco il prezzo. Chi blocca il prezzo naturalmente è il responsabile e stranamente l'Italia non blocca mai il prezzo più basso. Invece le compagnie low cost bloccano il prezzo a 40 dollari, 30 dollari, 32 dollari il barile. L'Italia 67. Allora ditemi come si fa. C'è qualcuno che ci mangia sopra, viene il dubbio. È chiaro che come il discorso di Moro non abbiamo la certezza che c'è qualcuno che ci mangia, ma scusate, non sono 7 miliardi. No, c'è la certezza. C'è la certezza. Qua c'è la certezza. Allora ecco, c'è la certezza che c'è qualcuno che ci mangia, perché è illogico se fossi a casa mia. La certezza che l'Italia ha 70 miliardi di corruzione, siamo al 59esimo posto in Italia, questa è una professore, sono gli italiani così, basta guardare basta guardare la notizia di oggi in Puglia. Certo, è vero. È l'emblema del decadimento, della rettitudine. C'è una roba. Lei conosce questo episodio? Quello della Puglia? No, è non sono una dirigente, è il suo collaboratore. Prego. Lo conosca benissimo. Lo racconti lei. Adesso non mi ricordo, ma comunque era una dirigente, mi pare, no? di una società anti-racket, cioè un'associazione anti-racket che ha ottenuto alcuni milioni di euro per combattere l'usura. E la Guardia di Finanza ha arrestato tutti perché si mettevano in tasca i soldi dell'usura. Si usuravano l'un l'altro, no, poi proprio facevano mi permetta, il bagolo, ecco, il termine vero. Questa non deve essere la giustificazione, perché lei sta quasi giustificando. Perché andiamo anche su questo, mettere un punto. Lei è presidente della banca etica, ha ragione. No, gli do solo dato, il 30, noi sulla media dei paesi OCSE, perché l'evasione c'è in tutto il mondo, non è che possiamo dire che noi siamo i paesi maggiormente industrializzati, è l'8%, la nostra media è il 30%, riusciamo a portarla al 15% almeno? Cioè che un governo si proponga di dire una dura lotta all'evasione, alla corruzione, perché poi c'è anche non è il problema del governo, tra evasione e corruzione degli italiani, tra evasione e corruzione in Italia ci sono 210 miliardi, va bene, stiamo parlando di manovre da 3 miliardi e 4, riusciamo a risolvere questi problemi qua? Stiamo parlando di 210 miliardi, non di 20 miliardi. Sì, ma non ha interlocutori
del nostro paese. Allora il nostro paese, il cui conto economico incassa 800 milioni, ne ha 210, senza considerare i 1000 miliardi di paradisi fiscali che non beccano niente, va bene? Questi 210 miliardi riusciamo ad aggredirli al posto di andare sempre a prendere, mettere le mani in tasca alle persone, alle famiglie che non ce li hanno, che si stanno impoverendo? Ma questa è una demagogia di basso conio, professore. Il problema della corruzione è legato al comportamentismo di 30 milioni di italiani, è legato alla cultura. Certo. Sì, ma sono 30 milioni, non sono 3-4. Allora. E poi c'è la concussione, non c'è solo la corruzione, perché c'è anche chi corrompe. Allora aveva ragione, ma c'è uno sforzo enorme perché questo paese esca dalle sabbie mobili della... Ma dovrebbero andare in galera davvero, cioè chi ruba soldi pubblici deve andare in galera, non uno alla volta. Allora, professor Casen. Ma è semplice, allora, ce la prendiamo sempre con i politici. Io questa volta difendo i politici. I politici fanno le leggi, le fanno bene, le fanno male, ma comunque ci sono le leggi. È la giustizia che non funziona. Mettiamoci in testa una cosa, perché se no cosa succede? La giustizia è intoccabile. Per definizione. Per definizione. Ed è giusto che sia così. Però a un certo punto bisogna porre un limite, l'efficienza della giustizia. Perché se il signor Montezemolo, che mi pare sia presidente anche di Italo, del treno più veloce del mondo, piuttosto che dall'Italia, è stato presidente a fare non so quante, tutte compagnie che sono andate a finire e stanno andando in default. E lui è presidente di questa società, non può analizzare chi aveva la colpa. E non possiamo dare la colpa ai sindacati adesso perché i lavoratori hanno detto andate a quel paese tutti, io voto no. Io do perfettamente ragione. Quello che bisogna fare è che la giustizia in tempo reale prenda e li metta in galera. Allora c'è stato un momento in cui la giustizia ha avuto questa rapidità ed efficienza inaudita. Quando è finita la Prima Repubblica, mani pulite. Sono andati a prendere uno per uno i dirigenti dell'ENI, i dirigenti tutti i più grandi, i pezzi più grossi, li hanno suicidati tranquillamente, gli ha messo un sacchetto in testa, in prigione, trac, e tutto è finito con una rapidità unica. Dopodiché tutto è ricominciato da capo. E invece deve restare, perché se hanno mandato a remengola l'Italia, e ci sarà un responsabile, e non può essere, scusate, non riesco a capire. Prima giustamente si diceva che l'Italia poteva essere veduta ai francesi. I francesi prendevano 3 miliardi e mezzo di 3.000 miliardi di debito, 3.500 miliardi di debito, era ancora lire una volta, e si rimettevano in funzione l'Italia. È arrivato un politico industriale, un certo Silvio Berlusconi, e ha detto noi italiani non possiamo perdere questa cosa, è un'occasione che non finisce mai. Ci ha messo i suoi, no? Non lo so che cosa ci ha guadagnato, perso non ha perso perché ha vinto le elezioni. Ma scusate, chi è il responsabile dell'Alitalia che ha messo in fallimento, ha fatto la bad company, e io conosco uno dei curatori dell'Alitalia di Roma, avvocato, Francario, che dentro ha trovato di tutto, le macerie, è ingestibile quello che hanno fatto dall'Italia. Alla fine si è parlato di 7 miliardi, non è affatto vero, e vi spiego perché. Perché mentre le compagnie mondiali guadagnavano circa 1,5 miliardi di dollari, parliamo che l'Italia era la terza in Europa e l'8ª al mondo, quindi è una compagnietta piccola, non so se mi spiego, faceva concorrenza agli americani, bene, guadagnavano 1,5 miliardi, 2 miliardi all'anno di utili, l'Italia li perdeva, vuol dire che ha perso anche gli utili. Io non posso dire quanto ha perso uno che è fallito, dice ha fatto un buco di 200 milioni,
No, ha fatto un buco e poi, siccome era una società efficiente ed efficace e capace di produrre, non ha prodotto quello che le altre compagnie invece gestite normalmente, e anche nelle altre compagnie c'è la mazzetta che gira, però aveva un suo limite. Allora a un certo punto io non posso dire che noi abbiamo perso, io ho fatto un calcolo, che abbiamo perso 40 miliardi di euro fino adesso con l'Italia, e adesso sono andate nelle tasche dei pensionati a prendere gli ultimi 600 milioni che non dureranno i prossimi 4 mesi, perché a 2 mesi e mezzo, se non sbaglio, a 7 milioni e 600 mila euro al giorno in 6 mesi non bastano. No, c'era Marengo che voleva... Perché si trovano con capacità contrattuale zero nei confronti di un acquirente, quindi... Certo, quindi allora chi è responsabile? Io vorrei che ci fosse un responsabile, ma non portato sullo schermo, intervistato e detto gli altri hanno sbagliato. Se tu sei presidente dovevi sapere. Dovresti... Marangon. Volevo pochissimo, perché il professore sento che è molto, molto preparato. L'onorevole Berlusconi non ha vinto le elezioni su questa vicenda. Le elezioni sono quelle del 2008. Il governo di centro-sinistra drasticamente, drammaticamente, tragicamente perde le elezioni per colpa sua e Berlusconi vince. Su che cosa? Lui ha fatto quello che farebbe ogni Presidente del Consiglio. È la compagnia di bandiera, faccio appello, come ha fatto Renzi un paio d'anni fa. Nel 2015. Chiunque da Presidente del Consiglio in quelle condizioni date avrebbe fatto leva li chiamarono capitani coraggiosi. La Marcegaglia non è mai stata nell'area del centro-sinistra, non lo è mai stato Montezemolo, del centro-destra, sono tutti ex amici dell'area PD e dintorni, tutti, dal punto di vista proprio fattivo. Sì, ma fatta l'operazione, quello che voglio non c'è stato non sono in disaccordo con lei, ogni anno non sono in disaccordo con lei, quello che voglio dire è che io ho una grande stima del ministro Calenda sul piano personale, per quello che ha fatto, per quello che come vedo si comporta. 600 però io spero che la facciano fallire, cioè non che la facciano fallire, che non intervengano lo spezzatino. È una faccenda chiusa, doveva essere chiusa. Ma la questione è, il ministro Calenda doveva dire metto i 600 milioni e contestualmente il giorno dopo, se non è proprio lo stesso giorno, avere in mano un business plan, un progetto. Ma lei che è presidente di una banca sa benissimo che non è che oggi ci vede che domani ha già il piano. Ma secondo lei non lo sapevano che l'Italia non andava male? Da quanto tempo è che sapevano che non andava male? Cioè, voleva dire che... Guardi che stiamo parlando di una società privata dove il governo interviene su una cosa su cui è un miracolo che lo fa per i lavoratori. Benissimo, perché è un'azienda privata e Montezemolo avrebbe dovuto essere messo alla gogna da tutte le televisioni private o pubbliche che hanno, compresi i dirigenti di Etihad. Complesso o non complesso, gli dai un mese di tempo e le posso assicurare che in un mese, non in 6 mesi. Immagino che il professore sappia benissimo, ma sapete che hanno trattato in modo tale che la sede principale, la sede delle decisioni era fuori d'Italia. Ma mi dica una cosa, lei sa benissimo che i 600 milioni fra 6 mesi o anche 3 mesi ci troveremo in questa situazione in cui l'altro preciso punto non si potrà fare e la situazione sarà come l'attuale, non sarà cambiato niente, anzi c'è l'estate in mezzo, agosto non si conta, ci troviamo a settembre in una situazione ancora peggiore rispetto a quella attuale. Allora bisogna avere anche il coraggio delle volte a prendere dei provvedimenti, a prendere delle decisioni che riguardano, che tutelino anche i lavoratori. Sono il primo io a dirlo, magari una modalità di operare, di lavorare in maniera diversa, ecco, ma io
cosa ho detto prima, ci vogliono delle persone diverse, sì, ci vogliono delle certo. teste diverse e qui non si riesce, non si va fuori da questo cortocircuito. Certo, Okay. certo Sagliato. Chi pagherà davvero le conseguenze sono migliaia di famiglie di lavoratori, cioè si dice ci sarà sicuramente un taglio per esuberi come se fossero affari di qualcun altro, sono affari invece di tutti perché stiamo parlando di migliaia di famiglie che saranno per la strada, cioè capisco che questo governo insomma probabilmente se ne frega, però non dovrebbe. Anche per mantenere i posti di lavoro, infatti, e quindi si sta facendo... No, non si mantengono i posti di lavoro. L'ha detto lei che ci sarà un taglio per esuberi, l'ha detto lei? No, mi sembra, forse ho capito male, ma... No, il governo un attimo, una volta. Allora, il piano industriale che era stato fatto inizialmente prevedeva solo gli esuberi, il governo ha detto attenzione che qui non è solo un problema di personale, dovete fare dei tagli strutturali, quindi il governo si sta interessando assolutamente alla questione del personale. Mi permetto di dire che la politica è bene che stia totalmente fuori d'ora in poi. No, io penso che ci sono dei lavoratori che sono stati in mobilità per 10 anni dell'Alitalia e molti piloti sono andati a fare lavoro dove lavoravano da parte, poi sono stati anche denunciati. È venuto qua il professor Casa. Ma io, se vogliamo salvare i lavoratori, bene, se ci sono 600 milioni, li diamo ai lavoratori perché finché non trovano un posto di lavoro, dopodiché l'Italia va rottamata, perché non risolviamo niente. Non è che 600 milioni sono le pensioni degli italiani, sono state tolte da questo e date all'Italia per non fare nulla. Abbiamo preso, tratteniamo il respiro per 6 mesi, dopodiché il crollo sarà l'attuale più 600 milioni che non torneranno più indietro. Quindi mi ha fatto il buco dentro un buco, solo un buco nero e più profondo del buco dell'Italia. Basta, bisogna avere il coraggio di finirla. Ma attenzione, io non pretendo che un politico sia un industriale, abbia capacità di programmare, ma se non è capace sta zitto e si mette da parte. Perché quando è stato eletto dai cittadini, i cittadini non gli hanno fatto l'esame di maturità o l'esame di alta finanza, ha detto per me sei la persona di riferimento che gestirà al meglio la politica, dopodiché finisce là. Ci vogliono dei tecnici, ma dei tecnici preparati, non della gente che va a dire l'Alitalia prenderà il volo dove? Abbiamo visto che volo ha preso l'Alitalia. Attenzione, sull'acquisto degli aerei, e io ho avuto modo di intervistare anni fa, compravano degli aerei che erano inagibili, non riuscivano a fare quello per cui erano stati costruiti, erano gli scarti di produzione delle compagnie di produzione degli aerei. Cioè noi abbiamo viaggiato con degli aerei impossibili, perché dentro c'era quello che si prendeva l'ennesima mazzetta e recuperava tutti i ferri vecchi, non ferri vecchi, erano nuovi, ma comunque tutti gli scarti di produzione che ogni fabbrica di aerei fa, per cui certe cose nessuno le vuole, però l'Italia le comprava. E parliamo degli anni 90, Conoscevo personalmente chi mi ha detto queste cose, che all'interno dell'Italia si faceva questo. Abbiamo costruito immobili, sedi dell'Alitalia mostruose, vuote, perché giravano mazzette, perché bisognava costruire questo. Questo è, ma la giustizia dov'era? No, perché dov'era la giustizia? Perché quando ha voluto funzionare nei Mani Pulite, si è visto che nel giro di 3 mesi sono andati in galera migliaia di persone. E qui non è difficile, Basta prendere un'altra compagnia, prendere un direttore di un'altra compagnia e dice mi fai per cortesia uno screening di come buttano via i soldi questi dell'Alitalia. Ma è chiaro che se io vendo petrolio me lo faccio pagare di più. E guarda, gli Emirati Arabi vendono il petrolio dell'Italia a un 60% gli di Emirati più. Arabi sono soci al 49% e paghiamo il carburante più caro. Cioè questa è una roba, sembra una barzelletta, sembra una... No, non è una barzelletta. No, purtroppo, purtroppo è la sede è fuori, perché il reato si compie in un altro paese, certo, quindi non è perseguibile. Certo. Allora andiamo in pubblicità, dobbiamo andare in pubblicità. Lei prima ha citato Marcegaglia, Montezemolo, adesso li ritroviamo parlando di Barack Obama a Milano. È stata questa cena tra tutti gli ex presidenti. È la conferma che non erano amici di Berlusconi. A tra poco, dopo la pubblicità.